Noi non è che viviamo soltanto della nostra intellettualità, viviamo anche della nostra carnalità, grazie a Dio. E quindi questa carnalità che cos'è se non un'espressione della terra? La terra nel sangue e nel DNA di un autore che il cinema rimpiangerà, perché anche quando la sua filmografia ha esplorato altri temi, la natura e il suo rapporto con l'uomo non sono mai mancati. Piange il cinema, piange il Veneto e piange anche la Marca per la scomparsa di Ermanno Olmi. Si è spento a 86 anni in quell'Asiago che da tempo l'aveva adottato, lui bergamasco d'origine. Un cinema altro, un unicum nel panorama italiano e mondiale per l'autore che 8 anni fa parlava così della terra, mentre a Treviso riceveva il premio Jacques Maritain a Santa Caterina. Se la terra ha prodotto questa meraviglia che è la natura e siamo noi, è chiaro che dobbiamo essere, come dire, in alleanza con questa bellezza. Quello di Treviso nel 2010 era l'ennesimo riconoscimento della carriera che lo aveva visto trionfare a Cannes nel 78 con l'Albero degli Zoccoli, quando il dialetto diventò lingua cinematografica. Terra Madre era anche il titolo del documentario che l'anno prima, il 2009, aveva girato proprio nella Marca, immortalando il Bosco Girotto a San Cipriano di Roncade. Cineasta autodidatta, pioniere del documentario, autore personalissimo, con titoli come La leggenda del Santo Bevitore e Cammina Cammina, 100 chiodi e Il segreto del Bosco Vecchio. Cinema in lutto e in lutto cittadino sarà Asiago nel giorno dei suoi funerali in forma strettamente privata. Il Veneto perde un eccezionale cantore della sua gente e della sua terra. Ermanno Olmi ci ha lasciato proprio nell'anno conclusivo del centenario della Grande Guerra, abbandonando quei verdi prati dell'altopiano di Asiago che aveva scelto come buon ritiro, ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, ricordando anche come l'ultimo suo film, Torneranno i prati, aveva scandagliato proprio il dolore e la disumanità della Grande Guerra. Perché l'uomo non sa dialogare, avrebbe detto anche oggi. Basta sentire quanto avesse ragione parlando della politica italiana 8 anni fa ai nostri microfoni. Credo che la prima difficoltà sia quella che non riusciamo a parlarci in pace. Ed è invece una necessità, proprio perché il rispetto delle diverse opinioni, se sono confrontate in pace, possono produrre dei risultati. Se invece per esprimere un'opinione dobbiamo entrare in conflitto, non arriveremo mai da nessuna parte.